In studio analizziamo le partite di questo pomeriggio nel derby emiliano, Scintille tra il Sassuolo e il Bologna. In vantaggio per Bruno Felsini in apertura di partita al secondo minuto con Palacio. In una gara tirata e molto sentita qual è il derby, arriva poi la reazione del Sassuolo che pareggia al 17° minuto del primo tempo con Marlon. Nella ripresa ancora Bologna in vantaggio grazie alla rete realizzata da Mbaye. Al 39° arriva poi il pari per il 2-2 finale su calcio di rigore trasformato con pretezza da Boateng. A Ferrara colpo grosso del Frosinone che sbanca tutto annientando la spalla con un secco 3-0 forse inatteso. Al 40° sblocca Cibasa, raddoppio di Ciano nella ripresa al 53° e poi Pinamonti all'89° fissa il risultato per una vittoria che dà morale alla formazione neopromossa. Al Ferraris di Genova finisce 2-2 tra Genoa e Udinese e Romulo per i grifoni che sblocca il risultato nel primo tempo al 32°. Nella ripresa pareggio di Lasagna al 65° e 2 minuti più tardi Genoa nuovamente in vantaggio con Romeo prima del definitivo pareggio che viene realizzato al 70° dalla rete di De Paul. Al Sardegna Arena il Cagliari ottiene 3 punti davvero importanti in chiave salvezza, liquidando il Chievo Verona di Giampiero Ventura per 2-1 grazie alla rete realizzata al 15° primo tempo da Pavoletti, sempre più goleador rossoblu, e il raddoppio al 59° della ripresa dall'ex Livense Castro. Solo nel finale, al 79° arriva il gol di Stepinski che fissa il risultato comunque a favore dei rossoblu cagliaritani, che a questo punto si portano in una zona molto tranquilla della classifica. A questo punto dovrebbe essere pronto, mi segnala l'assistente in studio, il servizio inerente a queste partite, per cui la linea che può andare alla leggenda.